Bentornati al nostro spazio approfondimento del telegiornale di Sardegna 1, come sempre un ospite in studio. Oggi abbiamo il deputato dei riformatori Pierpaolo Vaggio, anche presidente della Commissione Sanità, sempre della Camera. Buon pomeriggio. Grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, è di stretta attualità questa vostra campagna, questa vostra battaglia per lasciare le accise, cioè i contributi e le tasse dei carburanti in Sardegna. Una mozione è stata bocciata in Consiglio regionale, poi ci arriveremo, ma la notizia del giorno è che lei ha presentato una lettera appello al Presidente Napolitano per dire la vostra versione su questo fatto, sul riconoscimento dell'autonomia della Sardegna, che mi pare una cosa molto importante. Ci vuole ricostruire un po' questa vicenda partendo proprio da questo ultimo appello al Presidente Napolitano. Volentieri, l'appello al Presidente Napolitano nasce dall'impegno che il Presidente Napolitano prese venendo in Sardegna qualche anno fa di farsi garante dei diritti dei sardi che, a detta di Napolitano, noi sappiamo bene che è vero purtroppo, stanno attraversando la peggiore, la più drammatica delle crisi della loro storia economica e probabilmente sono una delle regioni che più sta pagando in tutta Italia il peso della crisi economica. Partendo da questo, l'intero Consiglio regionale nel mese di gennaio ha approvato una norma che interpreta l'articolo 8 dello Statuto, che venne riscritto tramite un accordo pattizio tra la Regione e la Presidenza del Consiglio nel 2007, che dice che le accise dei prodotti sui carburanti devono rimanere nella terra dove sono prodotte. Dove sono lavorati. Dove sono prodotti i carburanti, nel senso che noi avevamo un termine che precedentemente era nel vecchio statuto che diceva percette, e percette significa che solo ciò che è consumato resta come tasse, ma oggi il nuovo termine indica che le tasse devono rimanere laddove si inquina. C'è un principio comunitario che dice che laddove si inquina si paga. Allora, siccome noi sardi sappiamo bene che la Saras, un'azienda che dà tanto lavoro in Sardegna, però ha anche un ritorno di carattere negativo, e noi abbiamo che la quantità di CO2 emessa nella zona di San Roque la rende il terzo posto per emissione di CO2 nell'atmosfera in Italia, dopo Taranto, tanto per avere un'idea di quali sono i termini di raffronto. Allora è evidente che ci deve essere perlomeno una restituzione come risarcimento danno. Questa restituzione come risarcimento danno è stata chiesta a gran voce dall'intero Consiglio regionale, perché questa norma è stata votata all'unanimità. Ovviamente lo Stato nella precedente legislatura, ma anche dai partiti che la precedente legislatura erano all'opposizione e oggi sono al governo. Il governo, ovviamente, in un momento in cui i soldi non ce ne sono neanche per la Sardegna, che già ne prende peraltro tanti dallo Stato, si è opposto a ciò che noi abbiamo scritto nella legge, e oggi c'è un giudizio di fronte alla Corte Costituzionale. Noi non diciamo, noi siamo convinti che la Sardegna abbia ragione, siamo convinti, abbiamo pareri di illustri costituzionalisti e di illustri esperti di diritto tributario, l'ultimo il dottor Altieri, che è presidente emerito di Corte Cassazione per quanto riguarda il tributario, che ci danno ragione e quindi ci consentono di sostenere con forza i diritti dei sardi. Insomma, vorremmo che perlomeno la Sardegna andasse a difendere i propri diritti presso la Corte Costituzionale. Invece questa Giunta ha dato comunicazione avantieri, nel bocciare una mozione in questo senso, che la Sardegna non difenderà i propri diritti di fronte alla Corte Costituzionale. A noi questo ci sembra un fatto gravissimo, e approfittando dell'apertura di disponibilità che il Presidente Napolitano ha avuto nei confronti della Sardegna dei Sardi quando è venuto in Sardegna, gli stiamo rivolgendo un appello accorato perché ci riceva e perché noi gli possiamo spiegare le nostre ragioni, affinché lui si possa fare carico di questo problema e possa aiutarci a difendere davanti alla Corte Costituzionale quelli che noi crediamo che siano dei diritti veri dei sardi, cioè avere le imposte della benzina che viene prodotta in Sardegna, averle in Sardegna e utilizzarle per lo sviluppo della Sardegna ci sembra un diritto, perché l'inquinamento della Saras è in Sardegna, quindi ci deve essere quantomeno un risarcimento dei danni che non restituirà ciò che viene fatto in danno alla salute e in danno all'ambiente, ma perlomeno ci dà una mano d'aiuto. Voi come giustificate questa presa di posizione della Giunta del Consiglio regionale? Come la motivate? O come l'hanno motivata loro questa? La Giunta l'ha motivata dicendo che c'è un più ampio tavolo di trattative che riguarda anche il patto di stabilità
e che Quindi sul chiedono patto una di cosa, non stabilità l'altra, la Giunta dice noi apriamo un ragionamento più ampio, se io Sì. non ho mal capito, con il governo per spendere più soldi in Sardegna. Noi non abbiamo niente contro questo ragionamento più ampio, ma vorremmo andare a fare questo ragionamento con la schiena dritta di chi è consapevole dei propri diritti e che ha ottenuto i propri diritti. Noi siamo convinti che sia possibile avere da parte della Corte Costituzionale un pronunciamento a favore della Sardegna e abbiamo fior di giuristi che la pensano come noi, quindi i diritti dei sardi vanno difesi, non vanno abbandonati nel contesto di calderoni più globali che magari poi corrono il rischio di non portare niente in Sardegna. I governi amici non esistono, esistono i governi che danno cose alla Sardegna e allora sono amici qualunque colore abbiano. C'è una data, un giorno per cui aspettate una risposta da parte della Corte Costituzionale o da una presa di posizione? Ci sarà una risposta in tempi rapidi oppure sarà... A oggi noi non sappiamo quando avverrà la discussione di fronte alla Corte Costituzionale perché non è fissata, ma abbiamo speranza e la difenderemo con grande determinazione perché siamo abituati a fare le cose con grande determinazione, abbiamo speranza che il Presidente della Repubblica ci riceva nei tempi più rapidi possibili e che il suo intervento possa essere utile a far sì che quantomeno ci sia una difesa dei diritti dei sardi e una spiegazione dei diritti dei sardi davanti alla Corte Costituzionale. Un altro argomento di stretta attualità, un'altra battaglia dei riformatori è quella sulle elezioni europee, la circoscrizione delle due isole, Sardegna e Sicilia, che scompensa molto in sfavore della Sardegna. Voi avete lanciato anche uno slogan, boicottiamo le europee. Restate di questa idea, nonostante ho sentito che ci siano cambiamenti, 3 preferenze, tra le quali anche una di genere? No. Guardi, io credo di non aver mai saltato un pronunciamento elettorale in vita mia, partendo forse dalle elezioni studentesche, arrivando al più astruso dei referendum che sono stati proposti, perché credo che la partecipazione al voto sia un momento di libertà e di democrazia fondamentale. Quindi ho sempre difeso la partecipazione al voto. Mio padre votava alle 7 del mattino e quando gli chiedevo perché andava a votare a quell'ora mi diceva che per tanti anni, mio padre era nato nel 1908, non aveva mai partecipato alle votazioni perché non c'era la possibilità di esprimersi democraticamente. Quindi ho ben chiara in testa e i riformatori hanno ben chiara in testa quanto sia importante l'espressione del voto. Diciamo che proprio per questo, perché noi siamo convinti che l'Europa conti molto, che l'Europa sia importantissima per la Sardegna e che la presenza della Sardegna dentro il Parlamento europeo non sia una cosa che noi possiamo delegare ai siciliani che hanno in testa idee, interessi legittimi, completamente differenti rispetto ai nostri. Noi abbiamo chiesto che la circoscrizione Sardegna e Sicilia fosse divisa e che i sardi potessero eleggersi i propri rappresentanti al Parlamento europeo. Crediamo che sia fondamentale per garantire i diritti dei sardi in un'Europa che è sempre più importante nelle nostre vite, nelle nostre scelte, nelle nostre attività economiche, quindi abbiamo il diritto di avere dei sardi in Europa. Ancora una volta, per 20 voti, il Parlamento, i partiti, ma i partiti più grossi, il PD e Forza Italia in testa, ci hanno negato questo diritto. Quindi noi corriamo il rischio di andare alle elezioni europee in un clima generale di scoramento nei confronti della politica che è noto a tutti, ma ancora di più con la convinzione che i sardi comunque non potranno eleggere un parlamentare perché i siciliani sono 3 volte e mezzo numericamente i sardi e quindi concentrano le preferenze sui loro candidati, quindi gli 8 eletti sono costantemente siciliani a meno di dimissioni o a meno di accordi che poi repeschino i sardi, ma noi dobbiamo essere ripescati per andare nel Parlamento europeo, noi abbiamo diritto a essere rappresentati nel Parlamento europeo, quindi io credo che la proposta che i riformatori abbiamo fatto, che non è di boicottaggio, che è un termine che non mi piace, è di partecipazione attraverso l'astensionismo civile, attraverso una nota che rimarchi al governo italiano che non è possibile né pensabile che in Europa i sardi non siano rappresentati. È una cosa che noi non siamo più in grado di tollerare e non siamo più disposti a tollerare perché è un'altra delle cose che va contro gli interessi legittimi dei sardi. Certo, c'è il rischio che non verremmo rappresentati in europea. Che è stato costante nelle ultime elezioni. È al centro delle politiche europee perché si decide molto a Bruxelles anche rispetto non solo allo Stato ma rispetto anche alle regioni, la Sardegna in questo caso. L'insularità. Guardi, non c'è dubbio, ma soprattutto noi viviamo un momento in cui o l'Europa si rafforza e quindi dà un senso alla comunità che rappresenta di sfida nei mercati globali
che oggi rendono sempre più difficile la crescita, oppure si dà spazio e forza a quelli che dicono no euro, ritorniamocene alla lira, ritorniamocene alla nostra indipendenza nazionale, che dal nostro punto di vista è una follia, ma è una follia che si fa largo tra la gente, tra i cittadini, tra gli elettori, se questi elettori poi hanno la consapevolezza di non poter essere rappresentati in interessi che sono propri della Sardegna. Noi siamo un'isola, non c'è nessun'altra zona dell'Italia che ha gli stessi problemi legati all'insularità, legati alle comunicazioni, legati al trasporto, alla continuità territoriale, quali quelle che abbiamo in Sardegna. Onorevole, legato alle europee, lo stesso giorno si vota in 19 comuni sardi, dopo le elezioni dello scorso febbraio, le regionali, adesso un altro test importante per capire un po' i grossi partiti come usciranno fuori da queste elezioni del 25 di maggio. Si vota in due centri molto importanti, Sassari e Alghero. Qual è la vostra posizione? La nostra posizione è che oggi più che mai i cittadini abbiano bisogno di posizioni di carattere civico. La gente crede sempre meno nei partiti politici, i partiti politici non hanno fatto poco per aiutare la gente a pensare male della politica, nel senso che la politica ha tante colpe se oggi i cittadini sono lontani dalla politica. Quindi la nostra posizione a Sassari, Alghero e in tanti altri comuni considerati minori ma altrettanto importanti per le comunità che ci vivono, in cui si vota in Sardegna, è quella di cercare quanto più possibile di dare voce ai cittadini normali, quindi alla gente che non fa politica di professione, alla gente che intende con un atto di generosità partecipare con la propria candidatura a scelte che poi riguardano la comunità. Quindi io credo che la gente sia un po' stanca di sentir parlare in maniera dogmatica di destra e di sinistra e credo che ci sia poca gente che ormai si riconosca in un politico perché il politico è di destra o di sinistra. La gente vuole sapere chi è in faccia il politico, vuole capire se la faccia è una faccia di persona per bene, se è una faccia di persona che intende sacrificarsi per gli interessi della comunità e in questo caso è disposta con senso civico a fare ancora qualcosa nonostante le tante delusioni avute. Quindi la posizione dei riformatori è sempre stata, ma ancora di più lo è oggi, questa: cercare di dare spazio a chi vuole con generosità essere al servizio della propria comunità con un impegno che è per il miglioramento della propria comunità. Bene, ringraziamo l'onorevole Pierpaolo Vargiu, Presidente della Commissione Sanità della Camera, per questo suo intervento, il nostro spazio di approfondimento del TG che si chiude qua. Grazie ancora e arrivederci.